Pegare già.
da dietro, magari così. Jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time in jingle bell time. Dancing and pressing in Jingle Bell Square. In a frosty air, what a bright time! It's a right time to rock the damn night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a runner's hay. Giddy up and jingle hers, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingle and beat. That's the jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time in jingle bell time. Dancing and pressing in Jingle Bell Square. In a frosty air, what a bright time, it's a bright time to rock day and night away. Jingle bells time, it's a swell time to go gliding in a runner's parade. Giddy up, jingle hers, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle and a jingle and beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell road. Bravissimi, straordinari, ma cosa ve lo dico a fare? Già lo sapete, siete straordinari, rappresentate come ben sapete una vera e propria eccellenza. Grazie, bravi, ancora un applauso ragazzi, sono eccezionali, siete abituati agli applausi, ma fanno sempre piacere, sì o no? Eccezionali. Un grazie straordinario a voi, un grazie ovviamente al comandante generale della brigata Pozzuolo del Friuli, grazie per aver condiviso, per averci concesso di condividere con tutta questa splendida piazza questo straordinario spettacolo. Un grazie per la sua presenza, a sua eccellenza il prefetto, se non altro perché siamo sotto casa sua e perciò con questo chiasso che stiamo facendo comunque dovevo uscire di casa, è una battuta che vi permetto di fare. Un saluto alle forze dell'ordine dei presenti, un saluto all'amico Bernardis, presidente della quinta commissione consiliare, grazie, e grazie anche perché, senti, vi dico perché hanno detto, beh sindaco parla tu così riduciamo il tempo dei saluti, quasi. Un grazie ancora naturalmente a tutta la mia giunta che è qui schierata quasi al completo,
Non so chi di voi non ha ancora visto il presepe che abbiamo inaugurato ai Giardini Pubblici all'altezza di Corso Verdi. Chi non è andato ci vada, avete tempo. Splendido, bellissimo, ma davvero straordinario. È il presepe che lo scorso Natale era davanti alla Basilica di San Pietro al Vaticano. E non so chi di voi non è ancora andato, e chi non l'ha fatto ci vada. E a 50 metri di distanza la Galleria Bombi, la più grande galleria d'arte digitale di tutta Europa, e per quanto riguarda la luminosità e la pulizia di immagine, la migliore di tutto il mondo. Straordinario quest'anno, schioppettante. Grazie a Luca, che ovviamente tutti gli assessori sono stati coinvolti, grazie a Luca che non vedi l'ora che finisca l'anno per poter andare a dormire, immagino. Un grazie di cuore anche al condominio. Voi dite che condominio? Perché? Lasciate che ve lo spiego. Al condominio Arcobaleno di via Trieste, che ha donato questo albero alle nostre spalle, un albero che doveva essere comunque abbattuto, e perciò abbiamo allungato un po' la vita a questo bellissimo esemplare. Un grazie ai tanti sindaci presenti, vedo il sindaco di San Floriano, vedo comunque tante autorità. Grazie a tutti voi. Io passo la parola. Cosa prevede che passo la parola? Dottoressa Fagiani, che passo la parola. Vedete che ti coinvolgo quando tu mi dici sindaco, non coinvolgermi. Passo la parola all'assessore Cagliari. Luca. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti all'accensione di questo albero. Abbiamo deciso di fare le cose in grande, quindi vi abbiamo stupito con effetti speciali. Potete vedere questa piazza, è un vero villaggio di Natale, ma non solo. Numerosi sono gli eventi di questo dicembre goriziano, alcuni li avete già visti, i concerti della scorsa settimana, altri numerosi laboratori per bambini, e vedrete anche quelli che saranno le prossime settimane, compreso il 30, il 31, il Capodanno del 31, lo spettacolo comico del 1, il Krampus del 3 e tantissime altre iniziative. Questo è un abete rosso di 18 metri, sindaco, ecco, che è stato, doveva essere in ogni caso abbattuto, ma è stato abbattuto dal nostro servizio verde pubblico, che ci tengo veramente a ringraziare. Integro i ringraziamenti del sindaco al Ministero della Cultura, alla Regione Friuli Venezia Giulia, Promotorismo Friuli Venezia Giulia, alla Camera di Commercio della Venezia Giulia, Proloco che ci assiste sempre nei momenti più duri, alla Confcommercio, Vittors, Perfetti, sicuramente dimentico anche qualcuno, e soprattutto devo ringraziare, quello dobbiamo visto l'anno, il Comune di Gorizia, gli uffici del nostro comune, quindi il servizio turismo eventi, la polizia locale che è veramente estremata, è sempre accanto a noi, il servizio verde pubblico, il servizio manutenzione e tutti gli altri uffici. Ora veniamo alle cose concrete, quindi dobbiamo tirar fuori qualcosa che ci servirà per accendere quest'albero, che consegnerò al sindaco, ma siccome il sindaco è un po' invecchiato negli anni, soprattutto dopo quest'anno, abbiamo bisogno di qualche bambino che venga ad aiutare il sindaco ad accendere, no? Quali sono i bambini che vogliono venire? Venite. Eccoli tutti qua. Quindi io lo consegno al sindaco, perché è lui che decide. Chi interviene? Ecco, quindi facciamo prima intervenire il comandante e poi provvederemo ad accendere. Allora, grazie signor Sindaco per l'opportunità. La Brigata Pozzuolo del Friuli e la città di Gorizia hanno un legame imprescindibile. In Forza Armata, quando si pensa alla Pozzuolo si pensa a Gorizia, e quando si parla di Gorizia il pensiero va alla Brigata Pozzuolo del Friuli. Interveniamo sempre con grande piacere quando ci sono iniziative comuni come questa sera, per cui a nome dei ragazzi e delle ragazze che sono sotto il mio comando mi consenta di estendere a lei e a tutta la cittadinanza i migliori auguri per un Santo Natale ed un 2026 ricco di pace e serenità. Grazie. Allora, facciamo un conto alla rovescia, cosa dite? Facciamo un conto alla rovescia, partiamo dal 10. Allora, pronti? No, non schiacciare prima che sennò si accende qua, Allora, tutti quanti partiamo col 10? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! bravi
just one thing I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need, and I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you, baby. All the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's a lot of fills the air, and everyone is singing, high as a midnight ring. Santa wanna bring me, they wanna bring me, want to please bring my baby back to me. I don't want a lot for Christmas, this is all I'm asking for. I just want to see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, maybe all I want for Christmas is you. You, baby, all I want for Christmas is you, baby. All I want for Christmas is you, baby.
Grazie.